Io intervengo in discussione generale anche per permettere un'eventuale presentazione di qualche subemendamento rispetto all'emendamento che ho presentato io che riguarda il gioco d'azzardo. In questa legge la nostra regione è la terza regione per densità di slot machine per numero di abitanti, subito dopo la Sardegna e le Marche. Ricordo che la legge regionale 1/2014 interveniva inizialmente solamente sulle nuove autorizzazioni e inizialmente non prevedeva neanche finanziamenti. E inoltre è una legge che in realtà è ancora abbastanza inapplicata perché riguardava delle agevolazioni per chi esponesse del simbolo no slot e la produzione di un simbolo che non è ancora stato fatta, quindi conseguentemente neanche le agevolazioni fiscali per chi può esporre questo simbolo non è ancora entrata in vigore, e solamente nell'ultima legge di stabilità con un nostro emendamento si interviene anche e si include tra le nuove autorizzazioni il rinnovo della concessione stipulata tra l'esercente e il concessionario e anche la stipula di nuovi contratti, in maniera da includere anche nelle nuove autorizzazioni anche parte di quelle in essere. Io volevo ricordare all'Aula che in sede di votazione di questa legge in realtà non è stato approvato un nostro emendamento che prevedeva il divieto di avere entro i 500 metri dai luoghi sensibili anche le attività in essere e quindi dava 5 anni per gli esercizi per adeguarsi al divieto di cui all'articolo 6, comma 1 della legge sul gioco d'azzardo, emendamento bocciato. Questo stesso emendamento, leggermente modificato con un termine un po' più ristretto, l'abbiamo presentato in legge di stabilità, ci è stato chiesto il ritiro e noi abbiamo consentito il ritiro per un approfondimento giuridico. È stato infatti accettato un ordine del giorno per acquisire il parere dell'avvocatura su questo emendamento che abbiamo sollecitato anche attraverso il nostro relatore di minoranza della legge in commissione competente. Abbiamo in questa legge, per cui, visto che non ci è arrivato il parere dell'avvocatura, non è stato presentato niente da parte della maggioranza, presentato un emendamento in realtà che non ha più bisogno del parere dell'avvocatura. Perché? Perché si rifà a una legge già esistente, si rifà a una legge che è la legge, un articolo presente nella legge sul commercio della provincia autonoma di Bolzano, che prevede che il divieto della distanza dei luoghi sensibili delle apparecchiature delle slot machine valga anche per le attività in essere, quindi prima dell'approvazione della legge, e che queste attività devono adeguarsi entro 2 anni. Allora, su questo emendamento, che è stato su questa legge che vale nella provincia autonoma di Bolzano dal 2012, che non ha ricevuto nessuna pronuncia di incostituzionalità, su cui si è pronunciato il TAR, perché è logico che poi le attività fanno ricorso, e su cui ci sono varie sentenze del TAR, c'è una sentenza del TAR di Bolzano, ci sono sentenze del TAR del Lazio, che richiamano anche orientamenti e sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la retroattività e la irretroattività, riguardante la possibilità di rimuovere apparecchi già installati, riguardante il principio della libera iniziativa economica, che non può essere assoluta, ma che deve deve contemplare anche la salvaguardia della popolazione dal rischio del gioco convulsivo. Ecco, quindi ci sembra che sia un emendamento ben strutturato, che abbia giustificato, abbiamo messo una nota anche quasi di mezza pagina che richiama queste sentenze. A fronte di questo emendamento e a fronte della dichiarata volontà di questa maggioranza di intervenire, in maniera informale mi è già stato chiesto il ritiro dell'emendamento. Allora, io voglio ribadirlo qui che resta agli atti, c'è stato un accordo con la Presidente della Regione per fare un approfondimento e inserire nella legge sul commercio, legge Bolzonello, questo emendamento. C'è stata un'apertura dell'assessore alla salute anche sui giornali di pochi giorni fa. C'è stato anche ieri, parlando con l'assessore Bolzonello, una totale condivisione del principio e quindi sulla volontà di attuare. Però se poi a questa volontà non si dà seguito,
a me sembra che ci sia una presa in giro vergognosa, perché c'è una mancanza di... Se alle dichiarazioni di volontà non si dà seguito, vuol dire che c'è la mancanza di volontà politica a intervenire. Può essere che non si voglia attribuire il merito al Movimento 5 Stelle, ma io vi chiedo, fate un subemendamento della maggioranza che faccia decadere il nostro e assumetevi voi il merito, non abbiamo problemi. L'importante è intervenire, perché fino a che si prende in giro il sottoscritto al Movimento 5 Stelle io ci sto. Se non si interviene, si prendono in giro quelli che sono fuori di qua, quelli che cercano di curare questa malattia, quelli che soffrono di questa malattia, le famiglie. Ci sono persone che hanno la vita rovinata, ci sono personale e professionale, ci sono famiglie che soffrono. Nel 2014 ci sono più di 500 persone prese in carico dai servizi e questa incidenza sta aumentando. Allora, nella scorsa settimana i giornali hanno parlato del voltafaccia del Movimento 5 Stelle sulla legge Cirinnà. Beh, io lo trovo sbagliato, non lo condivido. Secondo me, se oggi non verrà dato seguito a questo emendamento, possiamo parlare tranquillamente di un voltafaccia del PD sulla stretta alle slot machine. Una presa in giro e un non agire che fa pensare che in Friuli Venezia Giulia, dove governa la Presidente Serracchiani, vice segretaria del Partito Democratico, non ci sia la politica che governi, ma che ci governino le lobby del gioco d'azzardo. Grazie.